and the living is easy. Fish and jumping, and the cotton is high. Vasco. Casco. Oh, casco, non casco, io cascavo. Oh, e io stamattina ho stato alla posta per fare... Sono stata alla posta, Giovanni. Ma la picchi mi ci manna stamattina io ho stato alla posta, Sono stato alla posta. Ma non ne schifiuccia assiste che fu una maledata sana via da posta e non ti viste, c'è ricevuto. Grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear that pitter pat? Era il 31 maggio 1860 e io fui in eroina. E 3 giorni dopo le Borbone lasciano la Sicilia. Ma non se ne potevano ir prima. Non se ne potevano ir prima come Vanni moreva. Forse la mia vita avesse stato diversa. Me ne faccio sta meraglia l'anno. Che me ne faccio queste 4 soldi perocchiose che si mangiano l'usurai. Che me ne faccio la mia vita senza Vanni. Peppa Cannunera, mi chiamo. Bella Sicilia. Viva l'Italia e viva la libertà! Without a love of my own. Amore mio! Ciao, saluta Peppa Bocca, Amore, c'è. sei tornato da scuola, amore, raccontami, Ma cosa chi hai stai a fatto? raccontare, mamma? Vieni, amore, Abbiamo dai. 14 anni che faccio la terza mese. Amore, dai, vieni. Che adesso hai 104, hai 106, hai 108 magari. Sei stato bravo a scuola? Sì. Hai fatto tutti i compitini? I compiti, tutto cosa hai fatto. La maestra ti ha dato un bel voto oggi? Pigliai il voto. Ragnatela sputazzusa. Amore, ma Vieni, ma Peppa Bocca.
di Pasqua. Forse non l'ha caputo. Bellissimo. No, noi ci volessimo battere in testa stati, perché abbiamo aspettare un anno, non c'ho da più Pasqua. No, Pasqua è ora passata. Che fare conoscere che sei ignoranti, chi disse l'isola di Pasqua, no, la Pasqua di l'isola. Ah, e che fanno l'ova? Che sta Sì, ci fanno l'ova. No, comunque non ne via Pasqua, No, no, abbiamo tanti posti, allora andiamo avanti, vediamo sì, l'altro sono- prezzo quanto tornerà. 600! Ancora! Davanti alla signora, davanti a me! Scusate, signorina. Che leggi, che leggi? Ma perché se ci sta facendo, lei è un cristiano normale, perché ci fa buciata a due cristiani? Allora così? parli più lentamente, molto più Ah! lentamente. Non la capisco così. Tano tano! Piano piano. Dove va? Chi? Dove va? Arrivederci, no, sono io. Dove Non sei? ne potevo dire, va, a me. Se n'è andato. Sono io, arrivederci, signor Nenè. No, cazzo. Scusa, chi è? Che ti sta facendo? Tanto preciso. Buonasera. Sì. Go nowhere. What do I care? Your kisses are worth waiting for. Believe me, I don't stay out late, don't get a phone. I'm home around 8, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving my love for you. Oh, ain't misbehaving, I'm all by myself. No one to walk with, I'm happy on the shelf. In your mind when I am no longer here. Every night you dream, little baby, I with you. Just not a time, keep diciamo aiuto a un mio amico e sono preoccupato perché questo amico ancora non spunta. Eccoci qua! alla Ma cosa c'è di buon'ora. tanto urgente? Cosa c'è? Cosa succede? Dimmi. Allora io ho un problema con la mia Alba. E certo, di notte te ne vai al night, ti metti a sbronzarti, fai i bagordi e poi all'alba hai problemi. Cioè, ma è chiaro? No, Alba, la mia fidanzata, Ah, no, vabbè, allora va bene, dimmi. Oggi mi devo presentare a sua madre. Questa famiglia è una famiglia agiata, io sono di modeste estrazioni e vorrei fare una bella figura, ecco, vorrei apparire. Io cosa per dovrei questo, fare? ecco, ti chiedo aiuto. E cosa aiuto. potevi fare? Dimmi. Mi devi esaltare perché andremo insieme. Quindi... Sì, beh, stai tranquillo che appena usciremo da lì sarai l'uomo più ricercato e più ambito di tutta Catania. Vai Benissimo. Fidati di me, stai tranquillo. Insomma, voglio proprio vedere questo nuovo fidanzato che ti hai trovato. Mamma, Totti è un uomo davvero speciale. Ma voglio davvero vedere, visto che hai abbandonato Pier Paolo, il figlio della mia amica Maria, per quest'uomo. Pier Paolo si era laureato alla Vacconi. Bocconi, mamma, Però bocconi. Bocconi, la stessa cosa. Intanto sono le 8:30 e ancora non è giunto. Doveva arrivare. Avanti essere qua, va. Georgia, Georgia.
lascia al portiere mio, che è sordo muto, la libertà di dire come la pensa. E a Giovannino Loste, in ricompensa di tutto il vino che mi sono bevuto, vi legherò le verità sincere rimaste in fondo all'ultimo bicchiere. A mio cugino Arturo, che non bada che alle patacche della vanagloria, lascio l'augurio di piantare la boria per vivere in pace e seguitare la strada senza bisogno di nessun pennacchio, ma sempre a testa dritta. Meo del cacchio. Sai, mi ha chiamato la ragazza, la signorina quella dell'agenzia viaggi, ti ricordi? Sì. Sì, sai, mi ha detto che ha trovato finalmente la villa dei nostri sogni, tesoro mio. capito. Bellissima, sai, me l'ha fatta vedere su internet, una fusione, guarda, bellissima, 18 stanze, 18 sembra la stanze. Reggio di Versailles, bellissima, Bellissimo. amore, un prezzo a fare, c'è pure il laghetto, il campo da golf, Ma il dai. campo da tennis. Solamente 3 milioni di euro, amore, 3 milioni di euro, amore, sì. ma non fare! Non fare, Ti prego, non fare. dimmi di sì, dai, su, posso? Ma vuoi comprala, comprala. Non ti aspetto. La Perché? compro? Comprala, Sì, compra. Grazie, Compra. amore, grazie, vado subito, ciao, Vai, ciao, vai, amore, vai, ciao, 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 grazie. Scusate, di qui è il suo telefono? Senta, questo è il telefono. All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbyes left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? 'Cause you took the part that once was my heart. So why not take all of me? All of me, all of me, all of me. Why not take all of me? Can't you see? Prenditi tempo per ridere, perché il riso è la musica dell'anima. Prenditi tempo per donare, perché il giorno è troppo corto per essere egoista. Prenditi tempo per amare ed essere amato è il privilegio dato da Dio. Prenditi tempo per essere amabile, questo è il cammino della felicità. Prenditi tempo per vivere. Dopo 6 anni, il postino ci porta una lizza idro. A rapi e trova 5.000 euro. E la moglie che gli scrive: amore, ti ritorno le tue 1.000 euro e gli aggiungo 4.000 perché anche io mi sono attrezzata. E il guadagno di un solo materasso e senza mutande. La crisi. Ci piaceva, signora?